Della moda. Sembra incredibile, ma pare che la nostra città abbia scoperto anche una vocazione, diciamo, fashion, e a questo proposito dovevo invitare qui i ragazzi di Fresh. Dove sono i ragazzi di Fresh? Ho il piacere qui di avere niente po' di meno che Giulio e Alessio. Fate un applauso, please. Eccomi qua. Allora, intanto dicevo, voi avete, facciamo un po' di spazio, sono anche i modelli, tra poco li vedremo. Allora dicevo, Giulio Alessi, voi avete aperto questo negozio che si chiama Fresh e sta qui a Torino, via Amici da Medeno. Dico bene? Esattamente. Una cosa incredibile, voi non siete neanche di Torino, ma arrivate da Genova e a un certo punto avete deciso di fare questa cosa qua a Torino. Esatto, abbiamo deciso di aprire un negozio qui per cercare di portare una ventata nuova sulla città, per quella che può essere la tendenza della moda. Ma come vi è venuto in mente di farlo, diciamo, a Torino, non a Genova, piuttosto che a Bologna? Perché è diventata una città cool, come si direbbe. A parte quello, poi è anche successo perché comunque ci siamo trovati in una circostanza favorevole di poter avere un'opportunità commerciale proprio qui. Sì. Sapete meglio di me che comunque, diciamo, dopo le Olimpiadi certe cose sono andate molto bene, la città ha iniziato a muoversi di più, a migliorarsi, certe cose sono evolute. E allora, non so se riuscite a vedere le scarpe, è un po' difficile, però scarpe che qui a Torino non si sono mai viste. Scarpe incredibili. Si chiamano Kawasaki. Come le moto praticamente. Le Le Kawasaki. Sono scarpe da volante. Indossa uno dei nostri pezzi forti, del maglione a righe della Penguin. Il maglione a righe della Penguin. Allora, del pinguino, sì. Chic. Infine invece questa di ID.com. ID.com. È quello proprio sul cartone animato. Esatto, si ispira a ID. Quando per far togliere la giacca Zaira. No, è importante, è importante. Quindi questo e quant'altro è il nostro negozio di Vicenza. Questo praticamente è stato il successo che ha lanciato anche il 3S e che racconta anche un po' la loro poetica. Un pezzo che si chiama La Piantina, un pezzo verde, un pezzo ecologista. Noi con grande piacere, diciamo, sul finire di questa puntata abbiamo l'onore di averli qui sul palco. Ladies and gentlemen, una jam session con E3S, Santa Barba e La Piantina.
per questa sorpresa che ci avete dato così al volo, anche che vi siete arrangiati per questa sera. Per il salotto è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie di essere intervenuti, grazie a tutti gli ospiti e buona settimana. Bye bye!